Allora, ben ritornati cari telespettatori, ben ritornato qui con noi Maurizio Francescona, presidente CESCOT Veneto, ma anche altri ruoli che andremo a sondare per le competenze, perché Buongiorno. ci sono tante, ben arrivato, sono tante cose da raccontare, tante novità anche importanti. Allora, anche relativamente al turismo, tra l'altro, da cui vorrei partire, e poi lei è componente anche provinciale di Federturismo, se non sbaglio, per cui c'è un ruolo importante col discorso delle terme, anche lì un nodo da chiarire, eccetera. Allora, recentemente si è svolto un momento di incontro, di convegno, di approfondimento per rilanciare il turismo dell'area adriatica, in modo particolare in virtù di progetti europei, e quindi una sfida anche importante che vi vede coinvolti il CESCOT in modo particolare, ma poi anche la Confesercenti. Insomma, sono sempre quelle cose che lontane sembrano dai cittadini, in realtà riguardano tutti. Quindi la zona della Croazia con l'area nostra. Qual è la novità importante e la portata anche di questo tipo di progettualità, di cui giustamente si parla anche, molti sottolineano, se ne parla poco e non si conoscono le cose? Sì, sarebbe interessante anche fare una premessa, perché poi spesso si parla dell'Unione Europea solo ed esclusivamente come una macchina burocratica. Sì. In realtà fa anche qualcos'altro, in realtà cerca anche di animare economicamente determinate aree. E il programma europeo Italia-Croazia rientra in queste iniziative della Comunità Europea, iniziative verso le quali spesso l'Italia non è la prima nazione, anzi a volte abbiamo dormito un pochino, abbiamo perso delle possibilità, contrariamente a Spagna, Francia, alla stessa Inghilterra, che adesso si è pentita ed è uscita, che ne ha invece usufruito abbondantemente fino al 2016. Anche la Grecia tantissimo. Come la Grecia tantissimo. L'aspetto qual è? L'aspetto è questo, è che ci troviamo di fronte a un settore economico, che è quello del turismo, che ormai a livello mondiale viene classificato come forse il volano economico dell'intero globo. Nel senso che la gente viaggia, si calcola che nel 2017 1.300.000.000 di persone viaggino per turismo, quindi pensiamo alla mole di quello che muoveranno dal punto di vista culturale, sociale ed economico. È un'occasione quindi che tutti i paesi si stanno competendo, stanno misurando e stanno cercando di portarsi a casa. L'Europa con questi progetti cerca di mettere insieme delle aree territoriali ampie, in questo caso l'Adriatico, mette insieme stati, nazioni diverse, regioni di nazioni diverse, con un unico scopo preciso, un unico obiettivo: costruire una capacità attrattiva turistica del territorio che abbia dei connotati nuovi, più corrispondenti a quello che è la volontà del turista di oggi, che non è quello di ieri. Un tempo, fino a qualche anno fa, si facevano ferie al mare, in montagna di 15 giorni, un mese. Oggi le ferie sono molto più brevi, al massimo si dura una settimana, nella media. Si preferisce molto lavorare più periodi all'anno, andare in ferie in più periodi all'anno, in periodi brevi, e quindi questo è quello che sta succedendo. Ma non solo, si sta ragionando anche su un turismo diverso, non più un turismo di massa, non più un turismo che spesso sfrutta i posti dove va a visitare, ma si ragiona molto su un turismo sostenibile, su un turismo di qualità. Si punta molto di più a un turista che sappia godere non solo di alcuni aspetti dell'offerta che gli viene fatta, ma di tutto. Ecco che allora quindi più maturo, anche più consapevole. Diciamo più consapevole, perfetto, ma anche forse un pochino più economicamente disponibile, perché è chiaro che noi nell'Adriatico stiamo usufruendo di un periodo abbastanza fortunato. Grazie alle sfortune di altri paesi abbiamo una crescita, una presenza turistica notevole, ma lo limitiamo alla spiaggia, quando invece nell'entroterra abbiamo una montagna di borghi, di prodotti gastronomici, di ambiente, che effettivamente di storia, di cultura, che rappresenta uno degli aspetti che i turisti oggi vogliono vedere, vogliono assaporare. E questa è la sfida che stiamo lanciando come Confesercenti Veneto, come CESCOT Veneto. Quindi e come voi l'avete Assoturismo. presa questa sfida, avete detto ci mettiamo dentro e ci investiamo anche per capire cosa di nuovo si può fare. Sì, qui evidentemente dobbiamo anche pensare che si arriva a questi livelli quando abbiamo delle strutture che siano solide. CESCOT è una struttura progettuale solida nel Veneto, quindi è in grado di schierare, come è successo qualche giorno fa, una rete di partner tra Italia e Croazia estremamente competitivi, dalla regione Veneto alla regione Istria, a
attraverso tutta una serie di società, di formazione, di imprese che evidentemente su questi progetti non solo si credono, ma hanno anche la capacità di essere protagonisti, dalla Puglia fino all'Istria appunto, quindi con tutti quanti questi soggetti. Però l'obiettivo è proprio questo, è quello di finalizzare i fondi europei a fare in modo che in questo territorio, nell'Adriatico, in particolare nel Veneto, perché ovviamente il Veneto è una delle regioni più interessate, in collaborazione con l'Istria, perché poi dobbiamo pensare che sia solo un problema di competitività, c'è qualche cosa che va al di là della competitività fra le spiagge venete e le spiagge istriane, ma che si sappia far sì che questi milioni di visitatori, perché sono milioni, circa 30 milioni di queste spiagge ogni anno che arrivano, non di presenze ma solo di arrivi, possano conoscere quello che l'entroterra offre. Ecco che allora si va a valorizzare i borghi, si va a valorizzare l'enogastronomia, si vanno a valorizzare anche quei siti culturali o d'arte che fino ad ora magari sono stati poco attenti. Questo è il progetto su cui ci stiamo lavorando. Come entra questo appunto è l'impianto. Poi un cittadino si chiede come va a esplicarsi concretamente, oppure come io operatore del settore posso entrare a contatto con questa realtà e fare un salto di qualità, posso immettermi in questo meccanismo virtuoso. Il tema di fondo quando si parla di turismo è non tanto prima di tutto la promozione e quindi farlo conoscere, quanto costruire il prodotto turistico. Quindi... Questo è il passaggio prioritario su cui ci stiamo dando. Noi abbiamo un prodotto maturo, che sono le spiagge, su questo non occorre costruirlo. Abbiamo un prodotto che va costruito insieme alle spiagge, a fianco delle spiagge, e che va costruito attraverso coinvolgendo una serie di operatori di tutti i tipi, dalla piccolo al grande struttura ricettiva, dall'agriturismo al contadino, dobbiamo anche su questo essere, non parliamo più solo di imprese, di industria turistica. Sono apprezzatissime anche queste realtà. Esatto, del territorio, e questi metterli insieme significa farli e costruire con loro il prodotto che si offre al turista e poi insieme costruire la promozione. La vera sfida, lo si diceva in più occasioni oggi, è quella di riuscire veramente ogni giorno a costruire un prodotto, un'offerta, un prodotto turistico che sia innovativo rispetto a ieri. Alcuni esempi li abbiamo nel nostro piccolo territorio. Qualche mese fa un'esperienza entusiasmante è stata quella di un gruppo di turisti che hanno preparato le tagliatelle, hanno fatto le tagliatelle in un agriturismo. Sono diventati impazziti non tanto a mangiarle, che erano buone anche, ma soprattutto a farle, a partecipare a fare manualmente a produrre queste tagliatelle e poi a mangiarsele. Sono le cose che stanno oggi sempre di più diventando vincenti, queste novità, questo modo diverso di vivere. Quindi coinvolgere le persone essere attivi e artefici proprio, non solo visitatori passivi che vengono trainati da un luogo all'altro, ma essere costruttivi insomma nel fare la propria vacanza. Io credo che vada sempre vista sotto due aspetti. La prima è questa. Oggi c'è questa risposta al turista che è sempre più una risposta sensoriale. Vengo, lo chiamano proprio turismo sensoriale alcuni aspetti, vengo e provo, vivo quello che si vive in quel territorio. La seconda è la capacità di fare in modo che il turismo non diventi una presenza distruttiva del territorio. Esempio per tutti, Venezia. Stavo pensando proprio a Venezia, la polemica. È chiaro che questo significa milioni e milioni di arrivi, da un punto di vista di presenze, di numeri, risulta molto poco e secondo me anche, e secondo gli esperti, molto costoso per la città rispetto a quello che poi ritorna alla città in termini economici dal turismo. E quindi io credo che effettivamente questa sia la scelta che si sta a fare. Diciamo che molti la traducono in un termine, in una parola abbastanza semplice: meno turismo di massa, più turismo di qualità. E credo che questo sia un po' il concetto su cui un paese turistico ad alta aspirazione turistica come l'Italia deve puntare. Probabilmente parliamo un pochino meno di presenze e cominciamo a ragionare un pochino di più sulla qualità di chi viene qui. Ecco perché forse quando noi visitiamo da turisti altri paesi, altre realtà che hanno meno da offrire dal punto di vista offerta archeologica, artistica, architettonica che l'Italia pullula, andiamo a scoprire l'abitante, i costumi, le tradizioni, il modo di vita, si fotografano i nuovi luoghi ma anche le persone. Invece da noi siamo abituati che le persone fanno da contorno al visitatore che ha ben altre cose da vedere. Infatti Venezia da molti turisti è lamentata
legata al fatto ma dov'è il veneziano, no? L'Italia piace anche per il modo di vivere che offre, per l'italianità, per quello che è lo spirito italiano, che sta venendo un po' meno, per cui l'italiano tanto sereno, gioioso non è più come una volta, però lo spirito dell'italiano e tutto quella che è la vita dell'italiano è sempre stato fattore anche di attrazione per chi viene da altre realtà, per quelli che sono anche i turisti forti, che sono quelli che vengono dall'Oriente, no? E invece forse noi l'abbiamo trascurata questa componente, no? Anche con le grandi strutture alberghiere che sono un po' disumanizzate sotto certi punti. Quando le cose vanno bene probabilmente sì, si continua ad andare avanti, e questo è un po' l'aspetto, colpa anche delle imprese, non è che sia solo colpa della politica e del pubblico. Però è evidente che di fronte a quello che sta succedendo adesso e di fronte al fatto che l'Italia, da essere uno dei primi paesi di arrivi turistici, sta diventando il quinto o il sesto, sì. Io credo che effettivamente tutti noi ci stiamo... Cioè la Spagna sta recuperando su tanti fronti, tra cui anche quello turistico, abbondantemente. Ecco, noi usciamo da un anno, soprattutto il Veneto, essere da un anno buono in termini di presenze. Però non come potremmo, cioè questo dice esatto, anche Confturismo. Non esatto, il dato è questo, tanto per capirci, che l'Italia, che è quinta o sesta in termini di presenze, dipende dalla graduatoria, è nona o decima in termini di valore aggiunto, quindi prendiamo molti passi rispetto al numero di persone che arrivano, rispetto a quello che possono lasciare nei territori. Ecco perché voi avete potuto fare degli studi su questo, quindi capire le ragioni, perché tante volte in un mancato successo, secondo le aspettative, ci sono anche delle problematiche da analizzare e problemi da risolvere. Ci sono alcune forme di turismo che sono molto più ricche di altre. Il turismo della montagna, il turismo del mare non è un turismo particolarmente ricco. La spesa media giornaliera è molto più bassa rispetto a un turista culturale, a un turista congressuale, a un turista d'affari. Ma parliamo di un terzo di spesa media giornaliera, quello del mare. E queste sono le risposte, insomma, della montagna. E non è neanche più un termine solo di competitività nei costi alberghieri, che magari questo può valere per i gruppi organizzati. Oggi, tra l'altro, l'80% delle prenotazioni ormai sta viaggiando con canali diversi da quello del turismo organizzato. E credo che la realtà sia questa: noi abbiamo curato molto di più quel turismo legato al nostro patrimonio ambientale, no? Quindi 4 grandi turismi: il mare, le terme, il lago, la montagna, e non abbiamo, secondo me, valorizzato quel turismo che invece è molto più forte, pensando che fosse comunque una cosa naturale, che era quello del turismo delle città d'arte, il turismo delle città d'arte minori. E non abbiamo, secondo me, Venezia è visitatissima, Firenze è visitatissima, Napoli anche, però non siamo organizzati per fare in modo che questa offerta, questa presenza storica che abbiamo, architettonica, si trasformi in una capacità anche di portare i turisti a usufruire di altri servizi che ci sono in quelle zone. Ecco che allora riempiamo le città, riempiamo Venezia, i veneziani se ne vanno. C'è anche qualche problema da questo punto di vista, se ne vanno perché preferiscono affittare magari con forme diverse i loro appartamenti ai turisti, e la città non è più Venezia, come si suol dire, ma è una città di turisti. La domenica credo che i veneziani proprio non ci siano. No, infatti, quali sono intanto le soluzioni anche nell'immediato che avete visto? Perché ci sono stati anche degli studi al riguardo, avete interpellato delle persone che di questo fanno il loro pane quotidiano, quindi ricerca nel settore turistico, e hanno dato magari hanno fatto delle analisi. Sì, credo che... Di cosa vuol dire innovazione sostanzialmente? Esatto, credo che ci siano 3-4 aspetti anche su questo che vanno valutati. Prima di tutto continuiamo ad avere a livello pubblico un sistema di rilevamento, questo va messo a mano subito, che si limita alle presenze, che non vogliono più significare niente adesso. Dobbiamo assolutamente cominciare a monitorare i turisti che sono qui sui loro bisogni. Dobbiamo cominciare a capire che cosa vogliono, che cos'è che non gli va. Questa è una prima risposta che dobbiamo assolutamente ottenere. Perché non è stato ancora fatto, quindi? Questo. Non lo facciamo se non in termini occasionali, mentre questo deve essere quello che fanno altre. È una delle cose che dobbiamo assolutamente mettere in moto da subito. Quindi non c'è ancora percezione di che cosa non funzioni? Assolutamente, da questo punto di vista possiamo indovinarlo, ma non abbiamo un osservatorio continuo. Questo invece c'è la necessità di averlo come l'hanno altri paesi. Il secondo aspetto è quello che abbiamo una rete di promozione, una rete di accoglienza assolutamente disorganizzata, nel Veneto come in Italia. E pensiamo a quella che è la incapacità di fare un'offerta, una promozione turistica anche per
territori tra loro vicini, Padova, Abano, che spesso si muovono per parlare del Sì, territorio per dove conto siamo. loro, ci sono tutte Per realtà conto staccate, loro. assolutamente. Questo è un altro degli aspetti che va velocemente, ma soprattutto credo che uno dei mali di quest'ultimo periodo sia stata l'introduzione della tassa di soggiorno, e non per il costo della tassa, ma per come è stata utilizzata. Poteva anche essere un aspetto positivo alla fine, se questo non ci avesse messo un po' fuori dalla concorrenzialità accompagnata dall'aliquota IVA che abbiamo più alta di altri paesi. Sì. Però poi il fatto che nella stragrande maggioranza questa imposta sia usata non tanto per organizzare il turismo, ma per fare altre cose o altri servizi o altre all'interno di un comune, questo ha danneggiato, probabilmente ci ha messo un po' a disagio. Tra l'altro si deve tener conto di una cosa, che essendo una tassa comunale fa sì che si sviluppino all'interno di una regione come il Veneto delle forti promozioni turistiche in un comune e tutto attorno non c'è più niente perché gli altri non hanno le risorse. Quindi proprio uno sviluppo a macchia di leopardo senza la capacità da parte della regione di coordinamento e di intervento. Questo è uno dei temi che dovrebbero essere risolti velocemente. L'altro aspetto è che l'ultimo aspetto forse questo, è che il mondo delle imprese, pur avendo fatto passi da gigante in questo periodo dal punto di vista turistico, non è ancora, con le dovute eccezioni, in grado di cominciare a fare rete effettivamente, non solo a parole, a fare rete proprio concretamente. Fare rete non significa solo collaborare, ma significa metterci dei soldi, metterci del rischio di impresa, metterci delle iniziative insieme con altri colleghi, insieme con altre imprese. E lui sta affrontando una scalata, un mare magno che è importante, però appunto è molto molto difficile, un po' in tutti gli ambiti comunque, non solo in questo. Torniamo su questi argomenti, andiamo in pochi secondi in pubblicità, poi siamo di nuovo con voi.